Allora, ma che sei bella, sembri bella quando sono le luci, il trucco, perché No, senza no, trucco, sono sempre stata così. senza trucco non si può stare. No, non è credimi. vero. Ma non è vero. Salutiamo i nostri telespettatori che ci seguono sempre numerosi in questa nostra Numerosissimi. Che trasmissione. Noi siamo bello. onorati. Non avete niente di meglio ciò. da fare, quindi. Esatto. Che schifo. Allora, oggi voglio fare qualcosa di americano, di inglese. Il cosa? brunch. Brunch, quindi ti devi abbrancicare oggi, Che non vuol sai che dire? cucinare. Ma che c'entra? Che vuol dire Brunch, brunch? care, quindi a Catania si dice così. E che vuol dire? Abbrancico. Arrampicarsi? Sì. Allora se io dicevo facciamo l'arrampic, tu che dicevi? Ci dobbiamo L'arrampic, arrampicare. esiste l'arrampic? Ci dobbiamo arrampicare. Esiste una... E il brunch che non è altro che l'unione del breakfast e lunch. ma lo so, Per cui dai. abbiamo cose che vanno di là e cose che vanno Tipicamente di là. americana, Brava, giusto? cominciamo col pane tipo un secondo. Partiamo Sì. dal petto di pollo. Sì. Prendiamo questo petto di pollo, è che è un semplice petto di pollo? No, No, non è un noi lo semplice facciamo, petto di pollo. lo facciamo aromatizzato. Ah, agli aromi. aromatizzato. Innanzitutto creiamo una bella fetta, così. Creiamo una bella fettazza di pollo. Quindi togliamo mettiamo questo. caso che i nostri amici da Esatto. casa hanno invitato delle persone Esatto. a casa E tra, c'ho tra un petto di mezzogiorno, pollo, no? Tra le 11 e c'ho un mezzogiorno. petto di pollo, guarda che faccio con un petto di pollo e c'ho un petto di pollo e faccio Che cosa così, facciamo? guarda. Iniziamo dal petto di pollo. Da qua, così. Come si potrebbe Poi così. preparare un brunch? Un esempio di un brunch. Sempre come dice la mia cara partner, casomai ve lo fate fare dal macellaio, Vabbè, se non c'è. dicono andiamo alle giusto. cose pratiche. Esatto, questo lo tagliamo un po' che ci Quindi serve tu per la cosa stai chiusura. facendo? Lo stai filettando? Lo apro, Come no, si l'ho chiama aperto, questo? così, Si l'ho apre, si apre. E vado a mettere del gabbuccio di prosciutto. Il gambuccio, non il gambino. Gambino. Così tagliamo a fette. Gambuccio. Se abbiamo un'affettatrice usiamo l'affettatrice. Ma lo fai così, Se non ce diciamo, l'abbiamo- grossolanamente lo stai Sì, facendo, sì, giusto? proprio così, sì. Grossolano, del Esatto, gambuccio di esatto. prosciutto grossolano. E lo mettiamo qua, guarda. Che è il così. finale del gambuccio, giusto? Sì, Abbiamo che è il detto. più buono, tra l'altro, io lo adoro. Che di solito il macellaio, Lo mettiamo- il salumiere ti dice la fine, la lo vuoi? Esatto, te lo devi prendere sempre, lo metti nei legumi, lo metti nelle lenticchie. È buonissimo. Si sente che sono raffreddato? Un po' si sente, sai caro, un po' si sente. Ma che devo fare? Che devo fare? Ecco qua. Abbiamo Allora, messo questo, quindi, questo. tutto un bel Andiamo a gambuccio. salare un attimino il contorno, Sì. guarda, salo solo questo, guarda. Perché vedi quello è già qua. salato, Così, giusto? così, così e così, basta, solo questo. Solo così. E poi guarda che faccio, lo vado a chiudere fai un rollè, quindi, in un questo rollè. modo così. E ci facciamo Vedi, quindi questo intanto è la preparazione di un secondo. di un secondo, da brunch. Poi mettiamo tutto insieme e da faremo un brunch. Capito? Così andiamo a chiudere. Guarda un po', il petto di pollo aperto, semplicemente così col gambuccio lo fai Sì, questo? sì. Vedi, alle volte la semplicità è una cosa meravigliosa. in Premia la cucina. semplicità, spesso. Lo sapevi, sì. vero? Sì. E poi diciamoci anche che la cucina semplice non è facile fare una cucina semplice, capito? No. Vuoi mettere che tu prendi il prosciutto, prendi la panna, via, hai fatto un primo, no? No, Fallo senza questi ingredienti, con fallo ingredienti senza la semplici. panna, va, dai, fallo così. Capito? Fallo senza la panna. Ecco. Fallo Bene. senza il ragù comprato a casa nel baratto. Esatto. Fatelo voi, ragù. Fai il pesto comprato. Fai la pasta al salmone senza il salmone. Senza la panna. La panna al salmone. E ti è piaciuta tantissimo, l'abbiamo fatto l'altro era giorno, buona, ti ricordi? buonissima. E andiamo a legare quel modo che ti ho insegnato, vedi? Come abbiamo fatto il polpettone Brava. praticamente, giusto? Brava, così, così. Andiamo a chiudere, così. Ecco, stiamo preparando un rolle Poi di facciamo pollo. questo passaggio, guarda. La chiusura, 1, così. 2, 3. Mi sono sentito giapponese Meglio in quel così. momento, capito? Il grido della Hosodo. Il grido. E abbiamo chiuso, guarda adesso, chiuso Chiuso e chiuso. e chiuso. E aiutami, non mi aiutare, Non ti io posso ho le dita aiutare, c'ho il capane. dito rotto, lo Ok, sai. perfetto. Va bene, Adesso fatto. togliamo questo lo Quindi, mettiamo qua un attimino. questi li Prendiamo mettiamo della da carta parte. forno.
E che fai? Lo mettiamo in Così. teglia? Allora ora ti faccio vedere, facciamo questo lavoro, mi dai quegli aromi che ci sono lì? Ah, lo completiamo con È gli un aromi. cucchiaino. Guarda che bello. Qui abbiamo curcuma, tutte queste cose strane. Allora, curcuma, zenzero, cumino, paprika e andiamo a fare una mistura. Vedi che cosa fa la carta la fuori? tengo io, la No, tengo guarda io. come si fa. Ah, si faceva, si stropicciava, Fai così. vero, vero. La apri, cari signore e signore, fai così. Vedi quante cose impariamo. Ecco, e lo Dai. metti qui. Cominciamo. Ginger, Un poco di ginger, paprika, paprika, ne mettiamo un poco più abbondante, zest. cumino. No, cumino. Zest. giallino, Curcuma. curcuma. Mescoliamo così, guarda, così, mescoliamo. Poi, mi dai un po' di olio? Sì? Mettiamo, guarda, proprio un pochino d'olio qui e andiamo a creare una specie di sputo Di specie size. una salsina, Brava, giusto? sì, brava. Diciamo così, Ok, tieni. una specie di salsina. Perfetto, guarda, l'abbiamo messa qua. E adesso, con le spezie, il sale l'abbiamo messo dentro e mettiamo il sale fuori. Va bene? Sì. Poi al limite, se ti risulta ancora che ci occorre un po' di sale, io lo metti dopo la cottura. Bene. Capito? Abbiamo fatto questo lavoretto così e poi facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudi così. Chiudi così. Chiudiamo così. Lo lasci così. Prendiamo un piatto Sì. e lo mettiamo via e a cuocere E lo mettiamo in in forno, forno. direttamente. Così com'è, via. Attenzione ai piatti, lo vuoi spiegare che i piatti, non tutti i piatti si possono E mettere non nel tutti, forno? devono essere piatti proprio. Togliamo questo. Lo togliamo. E adesso sai che cosa Che facciamo? facciamo? Facciamo un omelette. Un omelette. Un omelette. Quindi Va il bene? brunch praticamente spazia dai secondi ai contorni, Certo, alle cose certo. dolci, alle cose salate, Bravo, giusto? bravo, È un bravo. mix di tante preparazioni diverse. Guarda, uovo. Senza la scorza, no. Grazie. Altro uovo. Così. Sì. Altro uovo. Ecco, Così. Adesso, cara Adesso? la mia dolcissima c'è la frusta, creatura. la frustina. Faccio io, Tanto faccio sei io con questa mancina, mano, fai dai, tu. tanto Io sono faccio mancina. un'altra cosa. Che voglio Giusto. preparare questa frittatina in un modo. Mettiamo un po' di questo prosciutto. Quindi una bella omelette facciamo. Sì. No, facciamo una frittata da fare in forno. Ah, una frittata da fare in forno. Sì. Dai, pazzesco. Sono stanca, aspetta. Mi fai un massaggio? Troppo lavoro, troppo lavoro. Aspetta, dai, continua. Tu continua. Qui c'è un Come po'. ti sembra? Vediamo, alza la frusta. Ancora un altro po'. Il colpo Brava, finale, ragazzi, non devo mollare. brava. Dai, E sto prendendo un bel carciofo. dai, guarda che Tu perfetto. continua che io pulisco questo fiore. Braccio. Questo facciamo Va così. bene anche così la frusta? No, Così non va bene? no. A girare? Guarda dov'è il prosciutto. Ah, giusto. Aspetta. Abbiamo messo questo. Così. E adesso andiamo a mettere, guarda, prendi il parmigiano. Parmigiano, allora, Parmigiano. cucchiaio. Questo è Quanto? pangrattato, parmigiano. Ah, parmigiano, hai ragione. Parmigiano, vai. Ancora? Un altro sì. Va bene, basta più. Sì. Basta Poi più. Adesso prendiamo la taglietta prendiamo a la cerniera. taglietta a cerniera. Tu, Che carina, guarda. E facciamo una cosa, prendiamo l'olio, mi dai il pennello così, mi avvicini il pangrattato? Sì. Grazie. Ma devi vestire la teglia. Sì, Metto io? sì. Ancora? Un altro e basta. Basta. Vai. Non te ne andare col pangrattato che si fa così, guarda. E voilà. Si infarina, no, si infarina, come si No, dice? si ammollica. Si ammollica.
ecco qua, e andiamo a mettere il composto qui, Ma meraviglioso, quindi uovo sbattuto da me in maniera, ragazzi, eccezionale. eccezionale. Veramente. Tieni questo, mi dai la Marisa, tieni questo, mi dai la Marisa, tieni Dimmelo, se questo, devo mi dai la fare tutto Marisa. io con un dito in meno per giunta. Sì, esatto. Ah. Ecco così. Poi mettiamo gli ingredienti, li facciamo. Diciamo, Questo è tuo. li spargiamo per bene. E poi guarda che cosa faccio, prendiamo un po' di questo buon provola. Sì. 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo ad operare così. 1, Uovo, prosciutto, carciofi e cosa c'era? Cos'altro? formaggio, provola. formaggio, Provola provola. fuori, provola dentro, provola in tutti i modi. Provola. Provola. E provala, fammela provare. Provola. 1 e 2. Vai. E voilà. E la andiamo a mettere in forno. E già abbiamo due preparazioni Due in preparazioni forno. in forno. Allora, Mettiamo questo qui. Dopodiché? Dopodiché il nostro facciamo. brunch che prevede? Allora, il nostro brunch prevede un'insalata di patate che chiamiamo patate pasticciate. Patate Va bene? pasticciate, ci piace. E allora prendiamo le patate che già sono bollite, Sì? le spray. Hai visto? E abbiamo tagliato le patate a mo' di insalata. E ora sì. ci aggiungiamo un pochino di cipolla. Un po' di cipolla, ok. Non molta, ma ci vuole. Pochino a pochino. Così, vedete? Un taglio julienne e poi a metà. E poi lo mettiamo dentro. E così. mettiamo dentro, quindi patate Siccome bollite. dobbiamo fare un pasticcio di patate, ci andiamo a mettere Questo un po' di cos'è? gambuccio di cotto. Ah, gambuccio di cotto. Ma di quello quindi importante. Il finale di cotto. Esattamente, guarda, così, così, così. Dai giù dentro, così. Cipolla, cipolla. Questo così, questo così. Dai giù dentro, così. E cubettini. Andiamo Bene. a condire con i cubettini Sì. e poi condiamo con olio, sale, pepe e la maionese. E maionese, quindi è Dammi cos'è? un cucchiaio. Patate pasticciate, proprio E il nome patata è pasticciata. esattamente perfetto. Così. Mettiamo una parte di maionese Quindi, qui, un po' di anche un po' di maionese, olio, un po' di olio. il sale, Metto? vai. Metti un cucchiaio, va benissimo Va così. bene? Mischiamo e chiaramente siccome noi dobbiamo anticipare i tempi, già ce L'abbiamo già l'abbiamo fatto, pronto. e questo semplicemente e però- te lo faccio vedere come diventa pronto. Quindi il risultato è lo stesso, semplicemente va mescolato per bene, giusto? E poi diventa Corretto? così, E guarda. diventa così. Guarda. Ah, meraviglioso. La base, poi che cosa ho fatto? Poi tu che hai fatto? L'hai decorato ho un preso po'. un coppettino di carta, ho fatto un coppettino con la carta forno, Sì. ho messo dentro la maionese, ci ho scherzato e ci ho schizzato Beh, quindi un po' diciamo di, l'hai compattato di- tutto- di- così, tutto va insieme, bene, togliamo così. questo e mettiamo questo è questo, pronto. che è il primo piatto Il pronto. primo piatto, bene, prepareremo oggi Questo lo un togliamo. fantastico brunch che prevede tantissimi tipi di preparazione. Ok, perfetto. Adesso che facciamo? Adesso andiamo a preparare un'insalatina che si accompagna a qualunque brunch Ok. ed è un'insalata particolare. Oggi ci andiamo sull'americano, per cui Sull'americana, il abbiamo brunch- questo cavolo cappuccio. il brunch è quello, Tagliamo giusto? il cavolo cappuccio, lo vedi che la parte del torsolo l'abbiamo tolta. Sì. E guarda che taglio facciamo, facciamo un Che julienne taglio molto... fai? Un julienne così Sì, verticale? sì. Vedi? Proprio molto molto Così, sottile. guarda. Le Facciamo questo. preparazioni in forno nel frattempo che fanno? Ora controlliamo. Controlliamo? Te l'hanno detto dal pubblico, gliel'hanno detto. No, non me l'hanno detto. dal Sì, pubblico. ha chiamato la Non è signora vero. Franca. Ma Grazie che signora Franca. Non c'è nessuno Grazie qua. assai. Ma no. Anzi, abbiamo scusa. fatto... Anica, come sta? Anica è la telecamera, Che c'è? ragazzi, ma si può. La centralina Ma si è può. troppo carina. La perché telecamera, Anica. Io ci sono affezionato, la Nicuzza. Ecco qua. Così. Questa è un'insalata tipicamente americana, l'accompagnano con molti ingredienti, sai? Molte cose, quindi cavolo cappuccio. E allora, mettiamo questo in Allora, una cavolo bowl, cappuccio Giuliani nella bowl. nella bowl. Aspetta, prima di finirla, sai che facciamo? Dai. Mandiamo consigli per i consigli. consigli e poi ci spieghi poi ve lo questa spiego, dai. insalata particolare, com'è che hai detto? Questa è un'insalata diversa, particolare, americana. Particolare. Si chiama Cauba Juquaro Types. Somewhere, yeah. Cauba Where? Juquaro. Che cavolo?
un poco di Cosa? olio, Un po' di olio. innanzitutto, poi mi passi le acciughe e anche il sorwana gas, Le acciughe del nostro Sorwana Ganas e Lo questo. Sorwana Ganas. This Sorwana Ganas. Ma Paolo, vedi come è diventata spiritosa. Sorwana Ganas. Ogni tanto mia madre me lo dice, mia nuora certe volte mi sta simpatica e certe volte no. Io sto simpatica quando Certe faccio volte sì, la certe volte spiritosa. no, sì, ecco. Abbiamo messo l'acciuga, L'acciuga. mi dai un cucchiaio, grazie, un cucchiaio, prego, un cucchiaio, dammi. E andiamo a mescolare bene bene. Sì. Cavolo cappuccio, un po' di olio, acciuga. Questo abbiamo detto, vi ha già preannunciato, perché quando po' il di nostro sale. Totino dice una cosa particolare, bisogna seguirlo per Pochino di bene. sale, perché l'acciuga ci dà una certa sapidità. Pochino di sale. Pochino, sì. Pochino. Così, vedi, l'acciuga l'ho quasi distribuita. A quel Maionese pure metti, no, un non ci cucchiaino, credo un cucchiaio. ragazzi, un cucchiaio. punto, sì, Pure, quindi leggerissima l'insalata di oggi. Proprio sai, dice ho mangiato solo un'insalata. americana, Che hai ragazzi. mangiato oggi un'insalata? È americana, Poi bisogna ragazzi. capire com'era l'insalata. Ecco qua, Cioè. guarda. Abbiamo fatto questa insalatina. Abbiamo fatto questa insalatina leggera, cavolo E prendiamo cappuccio. un cappello del prete. Acciuga e maionese. Prendiamo un cappello del prete e facciamo una cosa così. No, facciamo una cosa più carina. Facciamo tieni. una cosa più carina, come Prendi facciamo? un piatto rotondo, prendi un piatto rotondo. Prendo un piatto rotondo, sì. Ora, prendo, sbriga. Fai confondere, la smetti? Sbriga, mettilo qua, facciamo così. Ah, fai un impiattamento di quello Sbrag and Ice. Bravo, sbrega nice veramente. Impiattamento Sbrag and Ice, ragazzi. Pronti? Come la chiami questa insalata? Come si chiama? Sbrega nice. Capo one gonna science. Insalata? Capo one gonna science. Caruana in size. Che ne sai? Che ne sai? Capo one gonna Che science. size è pronta. Ancora no, un altro poco e poi è pronto. Tieni questo. Così. Ti Guarda, immagini questa com'è goccina questa di insalata? acciuga la Ti immagini mettiamo com'è? qua. Questo pezzettino lo togli così. Sì, va l'abbiamo bene, tolto. dai. Dai, insalata Genoese. Genoise. Genoise, pronta. E un altro piatto è pronto, così. Un'insalatina Genoise. Dai, come vedi il Adesso nostro sai che brunch facciamo? piano piano prende forma. Prende forma. Adesso facciamo invece un tagliere di salumi. Un tagliere guarda. di salumi. Facciamo così. Prendete, ti piace questo tagliere? Bello, sì, Guarda, mi prima di piace. tutto ci facciamo, sai che cosa? Cosa? Una stracciatella. Per cui prendiamo la mozzarella che si è un poco sporcata di curcuma e noi la togliamo la parte sporca. Va e bene, andiamo ma a non ci fa tagliare, niente, ma anche tanto un po' di mangiamo tutto curcuma insieme. Va anche bene, non fa male. Giusto, facciamo così, tagliamo questa. Come si fa la stracciatella di Ora mozzarella? te lo faccio vedere. Che fai? Ora ti faccio Fai vedere. dei filetti, cosa fai? Sì, faccio proprio dei filetti un po' smiciollati. Come vedi così, smiciollati, uno smiciollamento Smiciollatissimi, generale. Così. tutti. Mi Poi? dai quella bulla? Questa? Sì. Andiamo a mettere la mozzarella qui dentro. Sì. Così. Guarda. E mi servirebbe un cucchiaio. Che ci metti il latte? Ci metti? Sì. Ecco il cucchiaio. Questa è la panna. Ah, la panna, la panna. La panna. Un po' di panna, vediamo un po'. Così. Ecco. Così. Facciamo una cremosissima. Stracciatella. Un pizzichino di Un sale. po' di sale. Ce lo dobbiamo andare a combinare. Quindi come si fa la stracciatella? Allora, Mozzarella togliamo tagliata questo. praticamente a julienne, possiamo brava, dire? Lo dobbiamo Sì. pulire che abbiamo sporcato Certo, il tagliere. ci serve il tagliere. Ma noi lo puliamo. Panna da cucina, giusto? Sì, Abbiamo panna messo. da cucina. Ecco fatto così. E ora andiamo a comporre questo tagliere di salumi. Dai, Cominciamo allora, con una buona mortadella messa così, guarda. che questo devo dire basta comprare i salumi giusti, della qualità Assolutamente, giusta e avere assolutamente. anche quel tocco di Assolutamente. Sbrag and Ice per saperla, Dell'impostazione Sbrag and per Ice, saperla giustamente impostare come dici Sbrag and Ice. Allora, tu. Facciamo come se fossero quindi dei fiori di mortadella. di mortadella, capito? Così. Qua. Poi andiamo a mettere Cos'è speck? questi sì, speck. Rotolini di speck, fiori di speck. E li mettiamo così con Belli, una belli, lingua che belli, viene da con un po' fuori, di così. fiori mezzi sbocciati. Sì. Mm?
Allora, voglio fare una prova, regia. una Dai, prova che un devi attimo. fare con questo brie? Vediamo se mi riesce a fare una cosa con il brie. Fammi Lo vado a vedere. mettere al microonde. Sì? Lo voglio fare scaldare un attimo al microonde. Che E succede? voilà, Si e ora scioglie? vediamo. Ok. Via. Posso dire la bellezza di questo tagliere intanto? Dillo. Quanto è bello! E la stracciatella l'hai fatta così, hai fatto una barchetta con una foglia di cavolo cappuccio, Yes, molto bella, yes. molto molto bella, complimenti. Grazie. E col brie cosa stai facendo? Ora vediamo, Col mio se formaggio mi riesce. preferito. Usciamo le cose dal forno innanzitutto. Questo è Allora, questo era il pollo. il rollè di pollo. che lo andremo poi a sformare. Questa è la frittatina, il tortino di frittata che La andremo poi frittatina a al sformare. forno molto particolare che andremo poi a E ora sfornare. quella cosa che ti volevo E cosa fare hai vedere fatto col con nostro il brie? Ecco qua. Non mi voglio bruciare. Dammi un coltellino Un coltellino, eccolo qua. e andare a Che hai fatto? Lo posizionare hai sciolto il praticamente. brie fuso sulla pancetta. Mamma però. mia, che buono. Solo sulla pancetta, guarda. Così. Il brie ha un sapore importante, Sì. la pancetta non scherza nemmeno, però credimi E quindi così che è un diciamo connubio è incredibile. un'esplosione. Boom! Mi ha fatto prendere un colpo, È ma sei uno l'esplosione. scemo. Ecco qua, volevo fare solo questo. Ok, Bello, bello, bellissimo. e questo è il nostro piatto. Me lo prendo un piatto tondo, un piatto tondo, Sì, un piatto tondo. Ah. Sformiamo questo di qua. Allora, oggi abbiamo preparato un brunch, quindi molte preparazioni diverse. Non mi C'è un po' voglio di tutto in questo bruciare. brunch, giusto? Spero di non bruciarmi, ma mi sto bruciando. Vi giuro che mi sto bruciando! È molto calda? Yes, come dicono i latini. Of course. Ci sei? Ah, ci sei? H12 o 6? Piatto? Minchia, ma è caldo, ragazzi. Però ce la faremo. Noi siamo vincere e vinceremo. E voilà. Caldissimo da morire. Rollè di pollo, speziato Visto i era. colori della curcuma? Della curcuma, delle altre spezie, il profumo anche, devo dire, intensissimo, E questo è un altro piatto del nostro brunch. Come vedi è ben fornito, eh? Prende forma, sì. Oh, ora, un altro piatto è la caprese. La caprese di solito sono fette di pomodoro e fette sì, di... Io un po' è così. semplice, non ve lo faccio vedere, ma ho voluto dare un tocco diverso. Dai. E vi faccio vedere come l'ho fatta. Facci vedere, Guarda. dai. Allora, quindi caprese, pomodoro e mozzarella che si può fare in tantissimi modi, di solito si dispone... Ah, bellissima, certo, se vede carino. questo è un bel suggerimento estetico, quindi che hai Bellissimo. fatto? Hai tagliato a fettine, Fette il no, fino in pomodoro... fondo, ho messo la mozzarella e ho fatto le E il cose. pomodoro in mezzo. L'ultimo piatto che dobbiamo fare, Meraviglioso, guarda, lo mettiamo là, guarda. lo mettiamo là, vai. Vi faccio vedere come si può fare un'insalata d'arancia, un'insalata candita con dello zucchero. Sapete come si fa il caramello, giusto? Il caramello si fa acqua, zucchero, si fa fondere, si fa ritornare. Però l'arancia, a me non L'arancia? piace servirla anche con la buccia. Guarda come si fa, guarda. E come si fa? Uno, Ah, si va per gli Due. spicchi praticamente, esattamente, e voilà. lasciando fuori la buccia. Uno. Guarda un po'. Due, e voilà. Ah, Uno. guarda che bravo. Due, Bravissimo, E bella voilà. questa. avete visto come si fa? Sì, E di quello che è rimasto, che si cosa fa ne con quello che è facciamo? rimasto, col centro della Quello che buccia? è rimasto, prendiamo lo spremipatate, Sì, facciamo il succo sì. e con questo succo andiamo a fare il caramello. È inutile che ve lo faccio vedere, non c'ho tempo, però lo sapete. Mettiamo questo succo d'arancia, aggiungiamolo in parità allo zucchero, si fonde, diventa molto schiumoso, poi appena finisce la schiuma il caramello è pronto. Quindi è caramello all'arancia? È bravo, un caramello all'arancia. Un caramello all'arancia. Hai visto?
Espremiamo Benissimo. questo. Le bucce, se avete pazienza Che in cucina, facciamo? non si buttano. Non si buttano. Le cucinate insieme allo zucchero, poi vi dirò la quantità. E abbiamo fatto delle bucce candite. Delle bucce candite. Che puoi mangiare pure con la cioccolata, capito? Queste cose qua. Bene, Nel frattempo allora. io l'insalata l'ho preparata però. L'hai preparata, adesso ci Cioè, spieghi come l'hai che è fatta. un dolce. Sì. Ho preso questo, ho messo in fila queste fettine, ho preparato come Facci ti vedere, dicevo, dai, facci come vedere. ti dicevo il caramello e zacchete. Vuoi E vedere? l'hai guarnite E le ho praticamente. guardate, ti faccio vedere. Allora, ora vado a prendere la parte dolce. La quella parte arancia, ti dolce, ricordi come esatto, l'abbiamo tagliata? quell'arancia sfilettata Abbiamo in quel- fatto il caramello che non l'avete visto, però lo ripeto. Ma poi lo vedete negli ingredienti a fine Alla trasmissione fine. o su Sicilia Play. O su Sicilia Play, sul nostro canale YouTube, ci sono tutte le ricette, tutte le nostre puntate. Quindi il pezzo dolce di E abbiamo questo messo della bellissimo cannella di brunch. mandorla. Allora, tu che hai fatto? Hai fatto questi filettini di arancia. Poi sopra ho fatto colare il caramello, caramello. all'arancia e poi ho messo della granella di mandorla. Granella di mandorle, quindi Signori, credo che possiamo chiudere la il trasmissione. brunch è servito. Possiamo chiudere la No, trasmissione. il brunch è Mi sa- servito, adesso bisogna assaggiare. Poi la gente a casa ma cosa gli dice? scappa un Ma po'. tutta quella roba che preparate che fate? La buttate? Dicono no, così? no, non sia mai. No. E allora, io comincerei. Allora, da cosa vuoi cominciare? Comincerei Consigliami, con un antipastino di pomodoro. Quindi un po' di caprese vuoi assaggiare? Guarda, poco poco, giusto perché Una perfettina. tutto quello che fai Ti aiuto tu- io, guarda, perché con sta mano mi fa tenerezza, mi fa. Già lei che era ora con la mano ancora peggio. come mai questa gentilezza? Dimmi. Non è gentilezza, è che mi fai tenerezza. L'altro poco ti devono dare la 104. Addirittura. Vai. Oh, la mozzarella però Buona, condita caprese, bene. ma soprattutto bella. Bella, questa va bene. Poi, dopodiché io passerei, togliamo questo. A cosa? Dimmi. Passerei ad Consigliami, assaggiare consigliami a questa, guarda. Questa frittatina. Ti aiuto Prendo io, lo ti aiuto stesso io che c'è coltello. la mano che mi pare piatosa, mi pare. Ma ce la faccio. Così, fai tenerezza. Fai, Faccio guarda. tenerezza. Questa tagliamo così, ti prendo la parte più morbida. Bello, bello, Così. bello. Quindi frittatina al forno. Eh. Bella, il prosciutto, c'era la provola, c'erano i carciofi. Senti come fa. Addirittura, sto parlando perché sto aspettando che si raffredda. Mangia dai, che non Perché- abbiamo tempo, dai. Com'è? Molto buona. Molto buono. E questo è pure fatto. A questo punto andiamo a assaggiare. Questo ci Però abbiamo interessa. sbagliato, dovevamo cominciare con i salumi, ma tanto l'unica cosa che Guarda, devi i salumi assaggiare, si sai sa. cosa? No, sai cosa devi assaggiare? Questo, Devi faccio assaggiare io questo, guarda. così, vai. E questo è troppo Bri- però per me, guarda. E lo metto nel piatto E sbagliato. che ci fa? Ma che ci fa? Non ci fa niente. No, non si capiscono certe cose. È vero? Ho un'esplosione di gusto, vedo. Perfetto, ora andiamo, passiamo al taglio Del rollè. del rollè. Rollè che è aromatizzato, per cui non c'è altro che dentro quel gambuccio che avevamo Sì, però ci sono anche le Guarda, spezie che hanno fatto guarda. Capito? il loro lavoro. Certo, tagliamo e vai all'assaggio, dai. Dai, Vai all'assaggio, allora. dai. Quindi rollè di Rollè. pollo aromatizzato con... Ah, buonissimo. È vero? Quelle spezie sono Le spezie non si ferma. la giusta È un composizione. caterpillar, altro Buono, che- buonissimo. buono. Fatela a casa, provate Fatela a casa, provate. le ricette del nostro Sì, maestro. del nostro maestro. Ecco. Adesso passiamo a un'insalata più corposa. È giusto? Prendimi un cucchiaio. Le patate Le patate pasticciate. pasticciate, assaggiamo un po' di patate Facciamo così. pasticciate, dai, un po'. Facciamo sì che tutti gli ingredienti ci vadano dentro. E te lo metto qui. Dai. Un po', assaggiamo un po' di patate pasticciate, guarda. Prendi anche il prosciutto. Ci Prendo vuole, anche il insieme alla prosciutto. patata. Esatto, Se è pasticciata. esatto. Buono, vero? E questo è un altro bel contorno. E poi abbiamo ci dobbiamo pulire la bocca, no? Certo. Con l'insalatina. Ah, Quell'insalatina di cui ti parlavo. Però devi cambiare forchetta, sennò i sapori quell'insalatina si incrociano. leggera, E dai. con la maionese, Che maionese, l'acciuga. l'acciuga. Però ti sembrava scherzo, ma ti rinfresca la bocca veramente, sai?
È buonissima. È vero? Ok. È molto Io non buona. ho capito ancora perché, È e lo fresca. chiedo alla mia cara Camera Centrale, perché la redazione si ostina a non farmi assaggiare. È così. Vabbè, È una regola. togliamo questa. A questo punto posa la forchetta. Non ci resta che portiamo assaggiare il coltello. dolce. Il dolce, prendi una forchettina. C'è il caffè? Prendi una forchettina, Dopo? una forchettina, il dolce, l'altro bicchiere, ci sono. Come parli? Questa te la posso servire io, Dai, che te la voglio servire nel pezzo dove c'è il caramello. devi dare la mandorla. Ho preso anche un pezzetto di mandorla, tieni. Voilà. Senti come crocca il caramello? Eh? Caramello crocca, che vi devo dire? Filetti di arancia, caramello, granella, provatelo. L'arancia pulita come ti ho fatto vedere come si pulisce. Detto ciò, arrivederci. Signori, arrivederci. Da Totino e da Desiree che più meglio non ce n'è. L'arancia Mi sfilettata piace è così, una mi piace cosa, così. ragazzi. Totino e Desiree che più meglio non ce n'è. Sono scioccata, Ciao. veramente, troppo bravo. Il brunch, 6 uova, un petto di pollo, 5 patate bollite, 200 g di provola piccante, 300 g di gambuccio crudo, 200 g di prosciutto cotto in unico pezzo, 50 g di panna da cucina, 100 g di salame, 100 g di capocollo, 100 g di speck, 100 g di brie, mezza verza, mezza cipolla, maionese quanto basta, parmigiano quanto basta, 2 arance, zucchero quanto basta, curcuma, zenzero, cumino e paprika quanto basta.